Ed eccoci arrivati ad un altro weekend di gara in Formula 1 sullo storico circuito di Monaco. Ma prima di tutto i piloti dovranno cimentarsi nelle prove libere. Monaco offre un ambiente ristretto, una sfida ravvicinata per i piloti e anche se ha poche occasioni di sorpasso si arricchisce del lusso e del fascino che si possono trovare soltanto in una località come Montecarlo. Monaco è la pista più prestigiosa nel calendario di Formula 1. È un circuito molto popolare tra i fan di tutto il mondo. È davvero speciale. Il tornante dell'Oeuvres è una delle curve più lente di tutta la Formula 1. Va affrontato a soli 48 km/h ed è un ottimo colpo d'occhio sul primo giro. Tutte le vetture si affollano e lottano con le unghie e con i denti in questa curva, sperando di non lasciare dei pezzi sull'asfalto. Questa curva è così stretta che i team devono utilizzare uno sterzo speciale, altrimenti le vetture non riuscirebbero a superarla. Ci sono delle possibilità di sorpasso, ma la maggior parte delle volte finiscono con almeno un muso di auto in frantumi. Siamo sul fantastico circuito di Monaco, dove le prove pomeridiane di qualificazione inizieranno a momenti. Le qualifiche serviranno a stabilire chi partirà in pole su questa pista leggendaria. Dai prossimi minuti potrebbe dipendere anche il risultato della gara di domani. Il pilota in pole avrà più probabilità di vincere, visto che qui è difficilissimo sorpassare. Esattamente. Per avere una chance discreta bisogna essere in prima fila. Se sei un po' più indietro sulla griglia non puoi fare altro che affidarti alla fortuna con la strategia ai box o sperare in un incidente da safety car. Le possibilità di sorpasso sono pochissime. Bella raga, ciao a tutti nel commentone veneziano, nono posto a Monte Carlo. Ottimo risultato Beppe, ottimo risultato. Sono in ordine, cioè come si dice, sono nell'obiettivo scuderia e questo è importantissimo. E buono, Gigione, niente, le pole, Mercedes, prime e seconde sempre. Buono, buono. Li abbiamo visti lavorare sodo per tutto il weekend. Che bello, è sempre ultimo Roberto Meri. Bigasa Meri, è il Chilton spagnolo. Chissà se riescono a bissare domani. No, vinco io domani, ho deciso. Dopo il grande podio di Catalogna. Tutti loro staranno sperando di vincere oggi e vedremo chi sarà in grado di sfruttare al meglio questa occasione. Ieri Lewis Hamilton sembrava un ciclone e ha conquistato la pole position. Cercherà di mantenere quell'atteggiamento aggressivo nella gara di oggi per aggiudicarsi la vittoria. A volte i piloti sono contenti dell'auto il giorno prima, ma il giorno dopo, in circostanze diverse, non la riescono a maneggiare. La temperatura della pista, il livello d'usura delle gomme o anche soltanto la sicurezza del pilota possono influire sulle prestazioni. Sicuramente starà sperando che quando la gara inizierà l'auto si comporti nelle qualifiche. L'ultima volta la McLaren ha sfruttato appieno le condizioni della gara e ha spremuto a fondo la sua vettura. Anche oggi cercherà di ottenere gli stessi punti. È stata solo una gara. Se vuole massimizzare il suo potenziale nel campionato costruttori, dovrà ripetere lo stesso risultato più volte da oggi alla fine della stagione. Ci provo. Andiamo, Gran Premio di Monte Carlo, tappa durissima del mondiale su questo gioco, sarà durissima. E le possibilità che mi spaccano la macchina saranno elevate. Ok, prima curva superata abbastanza bene. Really good, come, really good. Mamma mia, c'è Valtteri. Dai, pittore. Vogliamo il pittore Come. Bravo Come, bravo. Mi sei piaciuto qua, mi sei piaciuto. Ora Bottas, ora il porco di Bottas. E il Come lo supera molto agevolmente. Bravo veneziano. Questa curva mi ha dato un po' di problemi in qualifica. Bandiera verde, bandiera gialla. Sesto posto, raga, sesto posto, Come indiano. Tensione altissima. Incalcolabile. Ecco, altro incidente. No, Fiore veramente non ne avanto più. Oh, bagarotto dietro, che culo. Mi fa piacere. Ragazzi, è impossibile non tamponarsi in sta gara, c'è chi ce la fa un figo. Sinceramente, io proprio non ci riesco. È già un miracolo che anche io non ho ancora la macchina danneggiata. La tipica monoposto come indiana. Eccola. Poi mi sembra di scivolare, cazzo. Mi sembra proprio di scivolare su sta pista.
Ormai i primi se ne sono andati, a Monte Carlo non è mai una gara tanto bella. Nel senso, se ci sarà la safety car e i danni reali, allora sì, c'è gara di eliminazione, ma così è un po' dura. Speriamo in qualche ritiro davanti. E di non e non devo ritirarmi io, però, ecco. Però è dura, Fioi. È molto dura. Sta curva mi viene un po' così. Ok. Mamma mia, Grosjean e Ricciardo stiano dando battaglia. Io sempre 19esimo sono. E ormai c'è il vuoto davanti a me, purtroppo. Sì, proprio Vettel se n'è andato di brutto. Vabbè, signori. Noi cerchiamo di fare il massimo. E di finire la gara soprattutto, questo è l'importante, questo è l'obiettivo qui a Monaco. Sono un ritiro per adesso, mamma mia. Ecco il Grosjean mi ha superato, porca puttana. Guarda che sono cercato di tamponarmi, porca puttana però. Sempre che vogliono tamponarti, oh. Button settimo, it's miracle. Lo faccio dopo, tutto alla fine mi sparo la miscela obesotta, niente. Sta curva in questo gioco proprio non mi viene. Stiamo girando male però. Troppo paura di sbagliare, ho proprio il terrore. Ho proprio il terrore. Adesso c'è Nasdaq al settimo posto. Non ci credo. Ecco Ala. È arrivato l'incidente. E arriva il primo ritiro. Me l'aspettavo. Fantastica performance di Nico Rosberg. La scuderia Mercedes avrà da festeggiare per tutta la notte. Complimenti. Ma vaffanculo. Rimaniamo a 48 punti, scendiamo al sesto posto e una Williams ci supera purtroppo. Vabbè. Meno male che Massa si è ritirato. Costruttori, quarto posto. Gara da dimenticare ragazzi per Veneziano. Un saluto dal Comendone veneziano. Alla prossima Gran Premio, mi sembra Montreal. Ciao, fanculo.